Siamo qui a Mottadaffermo questa sera per presentare un evento di grande importanza, ma anche per promuovere il territorio. Qui abbiamo delle creme spalmabili realizzate con le nocciole di Mottadaffermo, un paese che è rinomato per la nocciola, con tante varianti anche gustose che utilizzando e qui delle confetture, cosa abbiamo? Qui abbiamo delle confetture dell'azienda Il Melograno e altre della Casaleni Natural Via. Sono delle confetture particolari. Prego. Qua abbiamo una varietà, abbiamo proposto una confettura di fichi d'India, una confettura di uva con cannella, di uva semplice e poi il miele, tutto prodotto nel territorio di Mottadaffermo. Da questo lato invece abbiamo la marmellata di limone in seccagno di Pettineo, abbiamo anche in abbinamento dell'albicocca biologica e anche delle confetture realizzate con il pere butir. Qui invece abbiamo la nostra crema spalmabile di nocciole realizzata con miele sempre di produzione locale e con il latte vegetale. E qui abbiamo anche una variante di altri prodotti sempre di creme spalmabili realizzate sempre a chilometro zero dalla nostra azienda Casaleni Natural Bio. Un po' di lato. Mentre da questo lato qui abbiamo Buonasera. Buonasera. Stiamo preparando i nostri assaggi che lui lo conosce meglio di Questo me. è un amaro di cardi selvatici, è un preparato artigianale, adatto appunto per queste basi che abbiamo qua stasera. Un nero d'avola, sempre di nostra produzione, che accompagnerà invece l'altra parte dell'esposizione, il pane con l'olio. Siamo in periodo dell'olio novello e ovviamente entriamo nel mondo anche del salato. Ed ora facciamo uno sguardo qua, facciamo una carrellata. Da cosa iniziamo? Abbiamo questi sono saponette naturali all'olio d'oliva, l'olio novello di stagione, prodotti della biocosmesi, prodotti conservaturieri della Casaleni Natural Bio. Queste sono delle gerette realizzate in artigianato stefanese, dove noi conteniamo il nostro olio. Chiaramente poi abbiamo una varietà di prodotti, creme salate e quant'altro, fino ad arrivare nell'altro aspetto importante dell'aspetto, che è precisamente l'origano di Mottadaffermo. L'azienda Agricola Cuva invece sta proponendo il pane con origano autenticamente di Mottadaffermo. Qui abbiamo invece al nostro angolo l'azienda Il Melograno, specializzata prevalentemente nella produzione di miele nelle sue diverse varianti, dal miele di castagno al miele di millefiori. Oltre a questo è anche un'azienda conservaturiera, quindi propone anche quelle che sono le sue confetture, le sue preparazioni. L'invito è quello di consumare prodotti a chilometro zero, prodotti dalle elevate garanzie e qualità. Certamente, noi consigliamo sempre di avvicinarsi alle aziende che lavorano a chilometro zero, che producono artigianalmente, perché garantiscono un prodotto di elevata qualità e certamente molto più sicuro, dal momento che la vicinanza consente di toccare con mano anche la qualità.